Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi vi voglio raccontare due storie veloci di situazioni in cui l'astrale e l'eterico entrano in conflitto con l'essere umano e anche i parassiti astrali parassiti astrali diciamo, perché poi l'eterico in realtà è una cosa che fa da collante. Ma iniziamo col primo racconto. Però prima di iniziare col primo racconto vorrei chiedervi di iscrivervi al canale di Ildegard e al vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e nel canale di Telegram, dove ogni lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso esoterico dove tutti possono partecipare ed è gratis. Eventualmente trovate i link sotto in descrizione. Bene, iniziamo col primo racconto. Diciamo che sono racconti che il Dante mi ha lanciato di traverso, me ne ha raccontati un po' il Dante. Questi racconti qui sono un po' di seconda mano, quindi bisogna prendere un po' con le pinze. Ma iniziamo col primo racconto. Il primo racconto è un racconto molto semplice di due persone che si sono conosciute, si sono frequentate e la tipa, diciamo, è andata a abitare a casa di questo ragazzo. Questo ragazzo qui abitava in una casa dei genitori, praticamente aveva un appartamentino sotto, piano di sotto, no? E quindi cosa è successo? È successo che questa signora, insomma, aveva questo rapporto, non si erano sposati, e praticamente dormiva 5 notti praticamente, o se non 6 su 7 a casa di questo tipo. Dopo qualche tempo di frequentazione era andata a abitare da lui. Questo tipo non voleva lasciare questa casa perché era dei genitori, non pagavano l'affitto, e però succedeva che di notte regolarmente la signora sentiva delle presenze, sentiva che c'era qualcosa che non andava, e all'inizio non osava dirlo al soggetto. Il soggetto, bisogna dire che era un tipo che telefonava spesso a veggenti, cartomanti e radiostesisti, ma non si era mai fatto il punto di domanda perché questa ragazza stesse male. E poi un giorno si sono messi a parlare a quattro occhi e la signora, ha cominciato a raccontargli che di notte lei sentiva delle presenze molto forti, sentiva come se ci fosse qualcuno che era in camera e li stesse guardando, al che il tipo, che già era sensibile a queste cose, ha cominciato a chiamare un bravo radiostesista, così mi ha detto il Dante, e il bravo radiostesista cosa ha fatto? Gli ha spiegato che sotto quella casa era praticamente, c'era una falla immensa e praticamente gli creava una disarmonia, e quindi attirava delle forze astrali molto potenti che chiaramente mettevano in bilico anche la loro salute fisica e psichica. Lui infatti, questo tipo qui, non era tanto, anche se era molto ricco perché erano contadini molto ricchi, bisogna dire che era molto attaccato alla materialità, e i suoi genitori avevano costruito quella casa lì a buon prezzo, chiaramente senza nessun tipo di regola, diciamo, come si suol dire, legale, mettiamo lì. L'hanno costruita un po' così, alla buio, diciamo così, e praticamente l'avevano costruita sopra una falda. Infatti quel bravo radiestesista gli ha detto di regalarla, cioè di venderla al suo peggior nemico e di andare via subito da lì. Chiaramente questo contadino era molto attaccato a questo appartamento, primo perché era attaccato alla materialità e secondo perché era dei suoi genitori. Aveva capito il problema, infatti il radiostesista gli ha detto di venderla subito, che sarebbe riuscito a venderla a buonissimo prezzo, però è stato il fatto che il contadino era così avido e attaccato alla casa che praticamente la sua ragazza, la sua signora che conviveva con lui, poco tempo dopo praticamente l'ha lasciato, proprio perché non riusciva più a stare in quell'ambiente vibrazionale così tossico per lei. E quindi praticamente questa è una storia che fa indicare che in alcuni posti è meglio non costruire, perché le vibrazioni che vengono da sottosuolo praticamente sono troppo forti, che se non si è delle anime col karma che sono destinate ad abitare lì, praticamente questo fa da scudo, ed alcune anime proprio non riescono a starci perché sarebbe contro la loro crescita spirituale.
Questa quindi è la prima storia. Devo dire una cosa, che poi il Dante mi ha detto anche che questo tipo qui ha trovato un'altra ragazza e dopo è andata male anche con quell'altra ragazza, adesso ne ha trovato un'altra, hanno avuto un figlio e sono andati a abitare lì. Però chiaramente non c'è il 2 senza il 3, quindi le previsioni dicono che anche lì, a meno che la ragazza non sia vibrazionalmente così bassa, che possa stare in quell'ambiente lì. Anche, purtroppo è nata una bambina e quindi di conseguenza capirete voi l'ambiente vibrazionale com'è di quella casa. Bene, adesso racconto un'altra storia invece che è sempre del Dante, che mi ha raccontato una storia molto particolare di praticamente un signore che gli era morto lo zio ed era molto affezionato e praticamente era come un padre questo zio. Il zio morendo lui ne aveva sofferto molto, ma cosa è successo di notte? Questo zio, questo parente, non so proprio se era uno zio, il Dante non mi ha specificato bene, andava sempre a trovare questo signore. E cosa è successo? È successo che questo signore lo vedeva di notte in camera sua ed era contento di questo parente che veniva a trovarlo, lo rincuorava che stava bene. Però a man mano che il tempo passava, questo parente diventava sempre più in un certo senso tossico, cioè dal benevolente che era diventato quasi troppo invadente e anche pericoloso, e lui aveva cominciato a perdere il sonno. E questo signore quindi non era tanto grande, avrà avuto 18-19 anni, abitava ancora con i suoi genitori, aveva dei fratelli che hanno cominciato a vedere che non stava bene, non dormiva bene, e allora hanno cominciato a dirgli: veniamo a dormire nella camera con te. E cosa è successo? Le prime notti anche questi qui hanno cominciato, questo suo fratello ha cominciato a vedere questa entità che si presentava come un parente che andava a trovarlo ed era anche in un certo senso buono all'inizio, e poi dopo ho incominciato a proprio notare anche suo fratello di questo signore qua un certo disagio e una certa disarmonia, e incominciavano proprio a vedere che la situazione stava degenerando. Morale della favola: hanno contattato un bravissimo medium a livello nazionale, mi ha detto il Dante, e che ha scoperto che poi durante il funerale questo signore aveva messo nel vestito dello zio morto un ricordo di lui con una lettera. E cosa era successo? Era successo che il personaggio, il parente, morendo, andando in putrefazione, le larve astrali si erano collegate a questo oggetto che era di questo ragazzo e praticamente avevano infestato il soggetto, e di conseguenza, quando hanno contattato questo bravo medium, così il Dante mi ha detto, ha dovuto tagliare questi legami astrali. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che è vero che c'è il concetto della reliquia, che uno può tenersi un pezzetto del santo o di quant'altro, però c'è il concetto anche opposto, che se noi diamo a qualche come si suol dire, entità dei nostri oggetti, poi si possono collegare a livello astrale e perseguitarci, e all'inizio chiaramente si presentano sempre come angeli di luce. Bene cari amici, questi qui sono 2 racconti di larve e parassiti astrali che ci sono, e anche di vibrazioni e di falde, tanto per spiegarvi che queste cose qui sono reali, esistono, e la gente si confronta tutti i giorni con queste situazioni. Bene cari amici, per oggi la pillola è finita. Il vostro Marietto Veneziano vi ringrazio di avermi ascoltato fino a qui. Vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti al canale di De Garda Marietto Veneziano, di venirci a trovare e di iscrivervi anche a Facebook e al canale di Telegram, dove ogni lunedì sera si tengono dei incontri di esoterici. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.